Fragole, panna e champagne, no. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, la 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 la. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. La 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 la, la 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 la. 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 Sì, quelle fragole. Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta Ital Pizza Margherita 485 grammi a 2,39 €. Pepsi Cola vari tipi 1,5 litri a 1,29 €. Vaschetta Carte d'Or vari gusti 500 grammi a 3,99 €. Fettine di suino a 8,99 € il chilo. E se non hai voglia di cucinare, nel reparto gastronomia, delizie pronte da gustare, diverse ogni giorno. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. La 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 la. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Caleidoscopio, la trasmissione che Radio Stella dedica agli appuntamenti clou di questa nostra estate.
Quest'oggi parleremo di 3 celebrazioni, di 3 festeggiamenti in onore di altrettanti santi. Stiamo parlando dei Festas de Sartu di Tortolì, la nostra cittadina, durante i festeggiamenti durante i quali si celebrano delle figure importantissime. Inizieremo a parlare di questo argomento con i nostri 3 ospiti che vedete qua in studio. Inizierei subito a ringraziare e salutare Don Piero Croveddu, parroco di Sant'Andrea di Tortolì. Buongiorno Don Piero, grazie a lei per la presenza. Buongiorno a voi. Passerei a salutare Antonio Sava, che è il presidente del comitato di San Lussorio. Buongiorno. Grazie Antonio. Grazie dell'invito. E saluto e ringrazio anche Marco Lardo, che è un componente del comitato di San Lussorio. Grazie a voi. Io inizierei subito con lei, Don Piero, perché vorrei che inquadrasse in qualche maniera queste 3 feste di campagna, Festas de Sartu, come le chiamiamo noi, che caratterizzano quest'ultimo scorcio dell'estate. Ci vuole raccontare subito che cosa sono, perché sono così importanti per la nostra comunità? Ma guarda, solo leggendo il titolo di queste feste, no? Festas de Sartu, dove tu vedi che sono riunite le 3 feste principali della comunità di Tortolì, che sono San Lussorio, San Gemiliano e Santissimo Salvatore. Pensare a unire queste 3 feste può darsi che non sia stato neanche facile, però l'essere riusciti è un valore aggiunto questo, no? Perché? Perché a un certo momento fai la festa di un santo e poi l'altro fa la festa del santo, no, ma questo li unisce soprattutto quando devono cominciare l'addobbo della cittadina, per tante altre cose lo stesso. Chiedendo un aiuto per qualcosa che magari un comitato non riesce a portare avanti del tutto, e questo è un valore molto bello, perché in genere si è portati a primeggiare come gruppi, a fare questo, quest'altro, perché l'altro sta facendo così. No, qui c'è un'intesa molto bella nelle programmazioni importanti. Poi certo ciascuno ha il suo spazio. Un po' di sana competizione certo, non guasta mai, anche perché consente comunque di avere feste sempre più partecipate e più belle. Poi anche il fatto che si rinnovano così, si rinnovano le tradizioni, e soprattutto c'è sempre anche un qualcosa di nuovo ogni anno. E questo è una cosa troppo bella, perché si parte dai santi, si cerca di imitare i santi, e allora ecco ne viene questa, io dico, questa compagnia, questa manifestazione di Chiesa che è unita e soprattutto è conforme a ciò che Gesù Cristo vuole. Grazie Don Piero, per il momento la fermo qui. Allora, i festeggiamenti in onore di San Lussorio sono già iniziati, perché ieri c'è stato Simbido, che è questa licitazione del simulacro del santo. Però io partirei subito con una domanda al giovanissimo presidente che ha preso in mano le redini del comitato lo scorso anno. Com'è stata l'esperienza, Antonio? Tu sei proprio giovane, diciamo. Come si è rivelata anche per te questa esperienza? È stata molto emozionante. Moltissimo, però è un buon comitato, è molto unito, siamo molti partecipanti. Cosa ti ha spinto a partecipare, a far parte integrante del comitato? Allora, quando ho fatto la domanda l'hanno accettata il 31 marzo del 2011. Quindi eri proprio un ragazzino? 18 anni, compiuti a dicembre. Okay. Ho conosciuto il comitato tramite anche Marco, che è il mio vicepresidente, mi ha portato lui all'interno del grande comitato di San Lussorio. Mi hanno accolto subito, da subito mi sono sentito a casa. Poi ho conosciuto anche la storia del santo e non puoi non innamorarti di San Lussorio. Perché? Cosa ti piace di San Lussorio? Intanto è un martire sardo, un soldato romano, è sotto l'impero di Diocleziano. Lui era come dice il Goccio, cavaliere rispettato, era molto, era molto devoto all'imperatore, che ha mollato tutto per seguire Gesù Cristo e i suoi insegnamenti, e per questo l'hanno martirizzato. Tu hai fatto riferimento a Sgoccio, su cui magari sono questi componimenti dei quali magari parleremo dopo con dovizia di particolari con Don Piero. Parliamo un attimino del programma, chiederei alla regia di mandare in onda la locandina.
Così, eccolo qua, questa è la locandina, grazie regia alla locandina di San Lussorio, quindi ieri c'è stato Sinbidu, Marco come al solito ha partecipato, molto sentito. Il programma che cosa prevede a partire da oggi? A partire da oggi, come hai detto tu, ieri sera c'è stato Sinbidu con un concerto in cattedrale, molto partecipato, comunque in questa manifestazione molto sentita nella città di Tortolì. Il programma poi si svolgerà nel modo classico, domani, cioè stasera, avremo la processione di andata del Santo, a cui seguirà la benedizione con le reliquie nella chiesetta. La sera ci sarà una serata danzante tenuta da Ignazio Lepori. Si continuerà domani mattina con la messa alle 10:30 presso la chiesa di San Lussorio, la processione tradizionale. E il pomeriggio ci sarà il rientro del simulacro del Santo accompagnato dai gruppi folk, da numerosi gruppi folk. E c'è una particolarità però di San Lussorio. Sì. La processione è a cavallo, sì, perché c'è ci sono anche la i processione, cavalieri. sono i cavalieri, in quanto anche per richiamare la figura di cavaliere rispetto a come giustamente ha sottolineato il Presidente, si è deciso da parecchi anni di promuovere questa processione a cavallo. E ogni anno alcuni cavalieri portano lo stendardo che abbiamo qui alle nostre spalle con tanto onore e tanta gioia, proprio per ricordare la figura di un santo cavaliere che ora è diventato cavaliere della fede e dunque porta avanti anche il baluardo della religione cristiana. La festa poi continuerà dopo l'arrivo nella cattedrale a tarda sera con la benedizione delle reliquie, si sposterà nella piazza del Multipiano con l'esibizione dei gruppi folk che partecipano alla processione. Il lunedì mattina ci sarà la messa di ringraziamento in cattedrale nella parrocchia di Sant'Andrea con la processione per le vie del paese, che è sempre intima e emozionante perché va a chiudere in maniera meno solenne, meno fastosa 4 giorni di festeggiamenti. E la sera invece ci sarà il concerto Isola in Festa con Giuliano Marungio che è presente e vari artisti, tra cui Pinelli Anticorpi, che sono gli ospiti principali, Mario Lisa Congiu, Manuela Mammeli, vari strumentisti e polistrumentisti. E così si conclude la serata. Quindi anche per San Lussorio un programma nutrito, come del resto è successo anche gli altri anni. Don Piero, abbiamo parlato di reliquie, no? Sì. Di reliquie di San Lussorio in questo caso, però ovviamente anche gli altri santi che vengono celebrati in questo scorcio di estate hanno le loro reliquie. Ma una domanda banale, cosa si intende esattamente per reliquie? Perché sono così importanti per la fede? Beh, sono importanti per la fede perché la reliquia è una parte del corpo, del vestiario del santo, o è una piccola parte di osso oppure una piccola parte del vestito stesso. E queste reliquie vengono conservate, protette bene, e poi vengono presentate pubblicamente nei giorni della festa con la benedizione sia all'arrivo nella chiesa campestre sia poi all'arrivo nella chiesa parrocchiale al rientro, e sono delle memorie molto belle perché la Chiesa ha voluto sempre custodire queste reliquie. È sulle reliquie dei santi che viene celebrata anche la messa, perché in ogni altare ci sono le reliquie dei santi, che sono lì perché loro testimoniano veramente l'amore di Cristo e il sacrificio di Cristo che si ripete in ogni messa, e quindi ci sono queste reliquie per la celebrazione della messa, sì. Chiarissimo. C'è un altro aspetto interessante, che è quello che quella sorta di gemellaggio spirituale e religioso che lega San Lussorio, il nostro San Lussorio, al San Rossore pisano. Qualcuno vuole parlarne? Marco, magari tu? Allora, un pochino mi emoziono perché insieme ad altri abbiamo vissuto questa sorta di gemellaggio vero e proprio. Le reliquie di San Lussorio furono portate nei primi decenni dell'anno 1000 dai pisani nelle tenute di San Rossore
si pensa proprio in una chiesa, in un sito proprio vicino, si parla del Tombolo, delle ricerche storiche, su cui poi sorse una chiesa proprio di San Rossore. Tu sei un po' diplomatico, trafugarono, portarono via, insomma. Sì, diciamo io non volevo dirlo. Lo dico io. Posso anche dire, penso senza... Beh, siamo stati tanti anni. Senza svelare niente di nuovo, che c'è una pratica in atto per cui si sta richiedendo pro tempore le reliquie di San Lussorio che vengono costruite in Sardegna, perché la chiesa dei Cavalieri di Pisa sarà oggetto di restauro e rimarrà chiusa per 10 anni. Siccome le reliquie di San Lussorio, il teschio, sono custodite nella chiesa dei Cavalieri di Pisa, dunque rimarrà chiusa per 10 anni, non dico senza nessuna attenzione, e a livello di associazioni presenti in Sardegna si sta creando questa richiesta anche tramite anche la conferenza episcopale sarda, la richiesta di poter custodire temporaneamente in segno di rispetto queste reliquie che qui sono tanto venerate. Anche perché ricordiamolo, San Lussorio era sardo. San Lussorio è nato in Sardegna, forse è uno degli unici martiri sardi, perché lui nacque a Cagliari, dunque storicamente è certificato che sia un santo sardo, e furono trafugati insieme alle reliquie di Sant'Agostino. Insomma, magari se tornassero a casa, anche solo per 10 anni, infatti sarebbe cosa buona e giusta. Le reliquie di San Lussorio sono custodite anche nella cappella del seminario di Pisa. Comunque questo gemellaggio, ovviamente, al di là dei fatti di centinaia di anni fa, stiamo parlando del pieno medioevo, questo continua, va avanti con, come dire, con un... Allora, continua, noi dobbiamo ringraziare, parto sempre dal principio che le vicende vanno avanti anche grazie alle persone che incontriamo. Io penso di poter dire che per noi, in questo caso nel gemellaggio con Pisa, la figura di Donaldo Armani è stata molto importante, che lui era il rettore della Chiesa dei Cavalieri di Pisa e lui teneva tantissimo alla devozione a San Lussorio, infatti a Pisa lui l'ha fatta riscoprire tantissimo. E grazie a lui, prima nel 2007, abbiamo ricevuto in dono le reliquie che adesso sono custodite nella chiesa parrocchiale con un bellissimo reliquario dorato, e poi nel 2009 ci ha fatto il dono di portare il teschio a Tortolì per 10 giorni di festeggiamenti, se non sbaglio. È stata una cosa molto emozionante, sia per noi soci ma anche per la cittadina di Tortolì. Perché a memoria d'uomo non si ricordava una reliquia così importante. Una reliquia così insigne, ecco. Don Piero, cosa ci racconta, cosa ci testimonia la vicenda di San Lussorio? La vicenda di San Lussorio... Quindi un militare, un cavaliere, come diceva prima Antonio. Sì, ci vuole testimoniare che la vita umana è portata a riconoscere dei valori che non finiscono, che non così si dileguano facilmente. Allora, Lussorio, apparteneva a questa famiglia che non era cristiana, ricordiamoci che siamo nel tempo dell'imperatore Diocleziano, quindi c'era delle grandi persecuzioni e via. Però ecco, lui a un certo momento, lui aveva un avvenire stupendo, meraviglioso, perché faceva carriera e quindi poi alla fine si è ritrovato anche come quasi custode del rappresentante dell'imperatore, quindi un compito molto bello. Però, come dicono i Gocius, a un certo momento lui gli è capitato sotto mano questo libro con un salmo particolare che l'ha talmente impressionato che poi gli ha dato la forza e il desiderio di conoscere sempre di più. E allora ecco, lui ha cambiato vita. Quello che era il suo compito di cavaliere per il re è cambiato
con l'onore e l'orgoglio di essere cavaliere di un altro re, che è Gesù Cristo. E allora lui ha cambiato e faceva testimonianza anche attorno a lui con gli altri militari, finché magari questo non è arrivato alle orecchie dell'autorità, e poi ecco è stato martirizzato. Ma così un po' gli accenni storici che noi possiamo avere dicono che lui è andato sorridente al martirio, sorridente. Pare che sia stato martirizzato lì nelle vicinanze di Cagliari, a Selargius, e quindi è una morte abbastanza crudele questa, no? Perché per la fede io posso fare le scelte che voglio nella mia vita, ma perché ecco devo essere contrastato, no? Un tema che ancora oggi è presente. In quante parti del mondo stanno distruggendo chiese, oppure vanno a mettere bombe durante le celebrazioni. Non viene vista, il cristianesimo non viene visto di buon occhio, perché il cristianesimo porta libertà di pensiero, libertà di vita, e porta anche così il senso della dignità della persona. Grazie Don Piero. Noi siamo giunti velocemente al primo blocco pubblicitario. Prima di salutare Marco Lado e Antonio Sava, ricordo l'appuntamento stasera con la processione. Partirà a che ora? Alle 6:30. Alle 6:30, quindi dalla chiesa parrocchiale alla chiesetta di San Lussorio. Chiarissimo. La processione sarà accompagnata dal diacono, perché io devo andare a celebrare in Sant'Antonio, essendo sabato, devo andare di là. Sì. Chiarissimo, quindi insomma questa processione questa volta verrà accompagnata dal diacono. E dalle Leonedas di Gianfranco Meloni. Ecco, mai manchino. E poi dall'orgoglio e anche dalla gioia di questa fila, che sono il comitato di San Lussorio. Mi pare che siano 52 soci. Il più giovane chi è? Possiamo saperlo? Che è il più giovane? Alessandro là, è possibile. Non mi ricordo se Alessandro. Va bene, comunque insomma diciamo che anche da voi la presenza dei giovani è forte. Sì, quindi grazie ad Antonio Sava, grazie a Marco Lado per la presenza. Vi saluto, lei Don Piero rimanga con noi, non si muova. Parola alla regia per la pubblicità, non ci abbandonate perché dopo parleremo delle altre due feste. A voi regia. Fragole, panna e champagne, no. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra Icnusa 50 CL a 99 centesimi, olio di semi di girasole Zucchi 1 litro a 1,99 €, tonno all'olio d'oliva Nostromo 3 per 70 grammi a 2,49 €, Fanta o Sprite Bipac 2 per 1,5 litri a 2,99 €. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare, i capelli, oddio, i capelli, basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair, con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy Beauty Hair. Everybody's Perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84.
Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda dai nostri studi, gli studi di Radio Stella, per parlare di un argomento molto interessante, un argomento in grado di coniugare la devozione, la fede con le tradizioni popolari. Questa puntata di Caleidoscopio, come detto prima, è dedicata alle feste de Sartu che si svolgono a Tortolì. Abbiamo parlato poc'anzi di San Lussorio, è arrivato il momento di parlare della festa di San Gemiliano. Io darei la parola subito al parroco, a Don Piero Croveddu, perché ci racconti la figura di questo santo. Chi era San Gemiliano, Don Piero? Ma guarda, San Gemiliano è stato un grande santo perché ha potuto testimoniare con la sua vita ciò che era più forte nella sua vita stessa. Cioè lui ha fatto delle scelte, ha conosciuto Gesù Cristo e poi ha subito anche tutto il resto che comportava in quel tempo l'adesione a Gesù Cristo. Quindi lui è morto martire e in pratica ci dà un grandissimo insegnamento, perché vuol dire offrire la propria vita non solo per un ideale così, ma anche con manifestazioni esterne, perché il santo è colui che mette Dio al primo posto nella sua vita e poi ancora mette il prossimo subito dopo Gesù Cristo. E allora queste feste popolari non sono un'invenzione di oggi, no? Sono delle realtà che tutti quanti abbiamo trovato nei nostri centri abitati, nelle nostre zone, lo dice la parola stessa, popolare, queste feste popolari. Festas de Sartu ricoppia molto bene tutto questo, cioè la popolazione che dopo le fatiche della campagna, quando si può concedere un pochino anche di pace e di tranquillità, ecco che dà spazio a queste feste. Lei, Don Piero, mi scusi, prima ha parlato di San Gemiliano come di un santo che si dona al prossimo, anche perché lui è comunque stato vescovo. Sì. Quindi sì, proprio anche sì. l'azione pastorale. Sì. Lui ha voluto prendere quanto Dio le donava, di essere pastore e soprattutto sentinella nella sua chiesa. Sentinella perché doveva difendere anche la sua chiesa e i cristiani da ciò che il tempo stesso portava. Non dobbiamo dimenticare che siamo in un'era in cui non era facile professare la fede cristiana perché ancora si era all'inizio. Sì, assolutamente, stiamo parlando dei primi anni del cristianesimo. C'era una lotta aspra veramente, quindi chi decideva di seguire Gesù Cristo allora era già messo in lista per il martirio.
Adesso, grazie Don Piero, io la fermo qui, poi avremo modo di parlare ulteriormente, però ripeto, accanto alla devozione popolare, alla fede, c'è anche l'aspetto dei festeggiamenti civili. Per parlare dei festeggiamenti in onore di San Gemiliano che si svolgeranno dal 29 agosto al 1 settembre, abbiamo in studio, ringraziamo per la loro presenza, il presidente del comitato Antonio Lai, grazie Antonio per essere qui con noi. Grazie a voi. E il consigliere Gianni Scorcu. Grazie Gianni anche a te, fra l'altro il nostro gradito ospite 2 anni fa. Iniziamo subito con te Antonio, la festa cosa prevede? Diciamo che c'è una formula che in qualche maniera è uguale per tutte le 3 feste di Sartu con Simbidu, però ovviamente i festeggiamenti cambiano. Cosa ci proponete Antonio? I programmi cambiano anno per anno, quello che resta fermo da sempre, da quando è stato ricostruito il comitato, il rito del Simbidu, diciamo che è un rito unico in Sardegna, dove si mette all'asta il gioco dei buoi, quello che nei tempi che furono lo strumento di lavoro, perché le nostre feste provengono dal mondo agroposteriale. Allora, per grazia ricevuta, uno partecipa all'asta del Simbidu e si aggiudica l'asta e sciogliendo. Tu hai parlato di rifondazione del comitato, ci racconti un po' la storia del comitato? Il nostro comitato è stato rifondato nel 1947 e sotto iniziativa di padre Celestino Melis e un gruppo di tortoliesi che dal 1947 hanno riniziato a lavorare per ricostruire la chiesa sui ruderi della vecchia chiesetta che era stata battuta dall'Orio dei Tempi e dell'ultima guerra. Il nostro comitato è un comitato, diciamo, mediamente giovane e la maggior parte, diciamo, un nutrito numero di figli di soci fondatori, oppure di soci che hanno visto i loro padri partecipare al comitato di San Gemiliano e hanno voluto continuare l'opera dei propri genitori. Dal 1947 in poi l'azione del comitato non si è mai fermata, quindi? No, assolutamente, anzi, stiamo cercando di migliorarci anno dopo anno, con grandi sforzi e con grandi sacrifici, perché al giorno d'oggi non è facile reclutare nuovi giovani, è molto difficile. Specialmente noi, è un periodo che stiamo vivendo di transizione, dove, ripeto, il comitato è relativamente giovane, però stiamo vedendo un ritorno, già da quest'anno abbiamo avuto 2 nuove adesioni e dunque miriamo a continuare a crescere. Io chiederei alla regia cortesemente di mandare in onda la locandina, dove si possono vedere, eccola qua, con il simulacro di San Gemiliano, vescovo e martire. Prima di dare la parola a Gianni, io ti chiederei su che cosa avete puntato quest'anno per festeggiare. Quest'anno abbiamo puntato, come al solito, ripeto, Simbidu, che quest'anno, contrariamente agli anni precedenti, sarà preceduto non più da un concerto in cattedrale, ma ci sarà un concerto itinerante per le vie del paese. Quindi questo per coinvolgere maggiormente la comunità e anche i turisti? Per coinvolgere maggiormente la popolazione e soprattutto far conoscere ai turisti che magari non riuscirebbero ad arrivare in chiesa, però speriamo di portarceli appresso, certo, lungo il concerto itinerante, perché poi il concerto itinerante si concluderà in chiesa con il rito del Simbidu. Chiarissimo, mentre invece il sabato e la domenica? Il sabato ci sarà la consueta processione dalla chiesa cattedrale alla chiesa campestre, la sera ci saranno, dopo la benedizione con le reliquie del santo, tarda serata ci sarà la famosa serata di fisarmonica con Ignazio Lepori, alle 11:30 lo spettacolo pirotecnico nella baia di Porto Grailis. La domenica mattina ci sarà la messa e dopo la processione attorno alla chiesetta campestre e poi naturalmente la sera ci sarà il rientro del santo in cattedrale accompagnati dalle Launedas del gruppo Concordia di Cagliari, i gruppi folk Sant'Andrea di Tortolì, Sant'Anna di Tortolì, il gruppo folk di Cagliari e il gruppo folk Sasprenas de Bitti e il gruppo delle Launedas di Tertenia.
Tutte le processioni verranno accompagnate da... Non ringrazio ancora la regia che manda in onda la locandina, scusami Antonio. Volevo dirti che le processioni saranno accompagnate tutte dal maestro Gianfranco Meloni, che ormai è diventato un veterano della è un ospite sempre gradito, ovviamente. Ormai diciamo che fa parte della nostra famiglia. E colgo anche l'occasione per complimentarmi pubblicamente con lui, che non poco tempo fa ha conferito la laurea all'oratorio di musica di Cagliari. Perfetto, gli facciamo gli auguri anche da parte nostra. Gianni, Antonio parlava di questa epopea, di questa rifondazione del comitato, e parlava dei soci fondatori, del fatto che questa straordinaria devozione, questa straordinaria testimonianza della fede popolare venga trasmessa di padre in figlio. Tu sei uno dei soci più anziani, non me ne vorrai se dico questa cosa qui. Sono, diciamo così, il più anziano, per fortuna. Perché Saggio Emiliano è quello che protegge a tutti noi soci, e io in particolare. Ecco. Però voglio dire una cosa: innanzitutto voglio ringraziare Radio Stella, che mi ha dato la possibilità di parlare di San Gemiliano e delle feste d'esatto. Poi quest'anno ci onora il fatto che c'è presente anche il nostro presidente. Ricordiamoci che il parroco è il presidente di tutti e tre i comitati, dunque questa sera ci ha onorato anche della sua presenza. Detto questo, diciamo che io, proprio a seguito della buonanima di mio padre, il 13 settembre del 1970 ho cominciato a far parte del comitato. Quindi stiamo parlando di 55 anni fa. Più o meno, i conti più o meno. di sapere più sì, 55 anni a settembre, mettiamola così, una vita intera. Sotto quell'aspetto sono molto fortunato. E niente, il resto l'ha detto già Antonio, perché il fatto che c'è stata questa rivoluzione e di anziani ce ne sono pochi, e ci sono questa rifondazione di giovani. Per fortuna sono uno più bravo dell'altro. Ecco, questa cosa ci fa piacere. Sì, bisogna essere fortunati. Io tornerei invece un attimo, Don Piero, all'aspetto religioso, all'aspetto della preghiera, no? Perché ai santi ci si rivolge, si prega. Il triduo è importante partecipare. Perché è importante partecipare? Il triduo prepara già la festa, mentre il comitato c'è anche l'onere, a volte con fatica, di preparare tutto l'ambiente esterno. Ecco, nella chiesa 3 giorni prima, facciamo il triduo di preghiera, cercando di percepire sempre di più che cosa il Santo oggi dice a noi. Un momento di riflessione, di connessione con e poi scoprendo anche che il Santo noi lo veneriamo perché è l'immagine di Gesù Cristo stesso, no? Questo ci dà una grande forza, perché non è tanto il folklore oppure questa tradizione. No, la tradizione però è ben consolidata attraverso anche la convinzione profonda che onorare i santi vuol dire anche far memoria dei nostri cari. Già Gianni prima diceva, ecco, io a seguito di mio padre, quindi ma più o meno sono tutti un pochino così, ho un parente. Ci vuole forza. Perché io sono entrato dopo 3 giorni che mio padre è andato. Il giorno della festa. Immagino che sia stato un aspetto emotivo molto forte. Allora, prima di salutarvi vorrei chiedere ad Antonio un'ultima riflessione e poi vi saluto. Mi sono scordato nell'illustrare la locandina. La serata di domenica notte chiuderà con il DJ Sandro Muro in piazza Multipiano, e lunedì con il gruppo di Liliana.
Perfetto, allora io vi ringrazio Antonio Lai e ringrazio Gianni Scorcu, noi ci diamo appuntamento subito alla pubblicità, Don Piero ovviamente rimane con noi, mi raccomando non ci lasciate perché finiremo con l'ultima festa del Sarto che è quella in onore del Santissimo Salvatore. A voi regia. Fragole, panna e champagne, no. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me. Un'esperienza fuori dal comune sta per sconvolgere la tua spesa. Tieniti forte al tuo carrello. Qualità extra, freschezza extra, risparmio extra. Tutto questo è CRAI Extra. Acchiappa il volantino con le promo imperdibili. In offerta pasta voiello 500 grammi a 95 centesimi, latte parzialmente scremato cuore dell'isola 1 litro a 1,05 euro, tonno all'olio d'oliva Mare Blu 6 per 80 grammi a 3,99 euro, mortadella suprema Fiorucci duetti a 2 euro. E se non hai voglia di cucinare, nel reparto gastronomia delizie pronte da gustare, diverse ogni giorno. No, non è un film, è CRAI Extra, gli esperti della qualità. In via Garibaldi a Tortolì, strada per Cagliari. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare, uff, i capelli, oddio, i capelli, basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy Beauty Hair. Everybody's Perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Eccoci qua, siamo giunti all'ultimo blocco e conosceremo l'ultima festa d'Esarto, che è quella dedicata al Santissimo Salvatore, che è un santo un po' speciale, vero Don Piero? Perché è speciale il San Salvatore? È una cosa curiosa perché qualche anno fa una persona mi chiese: ma tutti gli altri santi hanno un libro dove c'è descritta la vita e San Salvatore non ce l'ha, perché non ci si mette d'impegno e poi si scrive questa vita? Ho detto, la vita del Santissimo Salvatore ce l'abbiamo già scritta da moltissimo tempo, ed è il Vangelo, perché Santissimo Salvatore vuol dire Gesù Cristo, no? Ed è curioso perché viene fatta per ultimo questa festa d'Esartu, quasi a dire, ecco,
è Lui che completa tutto, è Gesù Cristo che completa tutto, ed è Gesù Cristo che ha dato forza a San Lussorio e a San Gemiliano di poter essere onorati da tantissimi anni nella comunità, ecco, di Tortolì. Quindi fare la festa del Santissimo Salvatore vuol significare conoscere sempre di più Gesù Cristo. Grazie Don Piero. Salutiamo i nostri due ospiti in rappresentanza del Comitato del Santissimo Salvatore, Gianluca Loi, il Presidente, Franco Cocco, che invece è il Vicepresidente. Allora, innanzitutto diteci quando festeggeremo il Santissimo. Iniziamo con il 12, con Sembilu, il 13, il settembre, sabato, ovviamente. il 12 settembre con Sembilu, il 13 settembre andiamo alla processione, portiamo appunto Gesù Cristo nella nostra chiesetta campestre, il sabato sera portiamo su, resta lì con noi, e poi la domenica facciamo il rientro dalla chiesa campestre fino alla parrocchia, nella nostra parrocchia di Sant'Andrea. Ricordiamo che anche nel caso di San Salvatore il simulacro di Gesù viene trasportato su un carro a buoi. Sì, sempre sul carro a buoi, esatto. È difficile trovare i buoi? Perché mi dicono sempre che ormai sta scomparendo no, questa... però ancora c'è. Ancora c'è. C'è questo ragazzo di Barisardo che ha i buoi con il carro, sì. Quindi poi il santo torna nella parrocchia, sì, di domenica. Siamo accompagnati anche noi con il maestro Gianfranco Meloni, con i vari gruppi, e quest'anno ce li abbiamo anche il sabato, sia l'andata che il rientro. Di solito il sabato non ce l'ha, poi il lunedì abbiamo la processione nel via del paese, dalla parrocchia di Sant'Andrea, facciamo il giro in via, tutto il giro via Cagliari, l'ultima tutto il giro, il solito itinerario. Sì. Franco, ci puoi raccontare, anche tu sei un veterano del comitato, la storia di questo comitato? Allora, guarda, io mi sono anche un po' documentato vedendo la storia del comitato nostro. Noi siamo dal 1901. Dal 1901? Sì, 1901 è stato fatto il comitato grazie al canonico che c'era, Basilio Murgia, col parere positivo di Monsignor Paderi. Nello stesso contempo, oltretutto, si è ricostruita la chiesa nel vecchio rudere, che pare che fosse addirittura esistesse una chiesa bizantina, perché anche essendo una zona archeologica lì, le prime chiese che c'erano erano proprio quella zona lì. Poi, che dire, poi si è formato, nel 1901 si è formato il comitato. Il comitato è stato fatto dalle persone nobili, diciamo, lì poche parole pagavano, a chi pagava 50 centesimi, non so com'era in quel periodo, e lì si è formato il comitato di 20 persone. Il comitato naturalmente si prende carico della manutenzione della chiesa, di portare avanti la festa. Al contempo deve organizzare anche si faceva anche il fattore della festa civile, però la più che interessava era la religiosa. Quanti componenti siete attualmente? Noi siamo 32, adesso siamo da 3 anni che abbiamo incluso anche le donne nel nostro comitato. Bontà vostra. D'altronde anche loro hanno il nostro... Mi scusi Don Pier, però insomma sono arrivati un po' in ritardo, sono arrivato. Va bene, però, meglio tardi che mai. Però c'è anche da capire perché noi eravamo... c'è ancora qualcosa, però adesso stanno cambiando perché ci sono molti giovani, gli anziani hanno capito la situazione che sta cambiando e si sono messi da parte. Purtroppo la maggioranza vince. Sì, certo. Ci sono nostri anziani, io devo complimentare di un socio particolare, 63 anni comitato. E chi è? Salvatore Toscini. Salvatore ed è Toscini. uno, sembra, che ai giovani gli dà lezione. Cioè non si tira indietro in qualsiasi cosa che noi gli proponiamo, lui è sempre in prima linea, ci dà i consigli, sì. Ci fa da padre. Cosa significa far parte di un comitato religioso? Per me è stato un grandissimo onore, io sono entrato perché ero già da ragazzino che volevo entrare, perciò prima c'era il coso che dovevi avere 18 anni per entrare in comitato. Non io, mia madre aveva fatto la domanda e non gli era stata accolta. Però il lungo andare poi sono entrato
facendo domanda sono rientrato. Per me è un onore e ti dico francamente che in giorni di festa ti emozioni, ti scende la lacrima. Immagino. È una cosa, come ha detto il Presidente, le processioni facciamo, intanto per cominciare, si comincia il venerdì sera con Simbidu, che si parte da casa dell'obriere maggiore, si porta lui come usanza, porta su Ecco, grazie alla regia per aver mandato in onda la locandina. Porta su giualli. Poi noi siamo l'unico comitato che abbiamo 2 santi. Abbiamo il Santo Grande, San Salvatore il Grande, Santissimo, e Santo Salvatore il Bambino Gesù. Entrambi quindi vengono messi all'asta? Sì, ma per dirti, ti spiego, il venerdì allora si parte da casa sua, lui prende il suo giuallo e la moglie prende il santo, si arriva in chiesa, si saluta il Santissimo e poi si esce fuori in piazza Cattedrale, dove lì c'è la gente in attesa del Simbidu. E Simbidu si fa l'asta per i giovani, cioè si mette una specie di asta. Ma c'è dire anche un'altra cosa, che Simbidu a livello nazionale è solo a Tortolì. C'è un altro paese in Spagna che è un simile al nostro. Chiarissimo. Io vi fermo qui un attimino perché vorrei toccare invece con Don Piero un altro aspetto molto molto particolare, è che chi canta prega 2 volte. Mi può passare questa affermazione? No, aspetta, chi canta bene prega 2 volte, chi bene canta... No, io chiaramente mi riferisco ai sgoccius, che è un'altra particolarità di queste feste. Ci vuole dire che cosa sono? Ma i goccius sono in pratica la storia del santo, con un invito particolare alla protezione sua. Infatti in genere i goccius finiscono sempre con una invocazione. Adesso mi viene in mente sia nostri intercessori, Luxori, Santa Boccavo, oppure San Salvatore. Santo Salvatore, protettore di Sardegna, roba del... Sì, però ecco, nei goccius viene espressa, e questo è il valore grandissimo, viene espresso così, con parole in dialetto sardo naturalmente, con parole che poi hanno una rassomiglianza sempre, perché sono 4 versi, mi pare, 4 versi e 2 tornano quasi sui primi. E questa è una cosa molto bella, anche perché poi attraverso i goccius noi vediamo che c'è un po' il racconto della gente semplice, il racconto di questa festa popolare, insomma. Quindi è anche molto emozionante comunque, molto emozionante. Cantare e sentir cantare i sgoccius. Sì, e poi tutti vorrebbero partecipare, infatti vengono distribuiti fogli per tutti quando si cantano i goccius. Noi cominciamo già nel triduo a fare qualche strofetta, però non è completo questo, perché altrimenti si allungherebbe troppo, ecco. Però ecco, i goccius sono un patrimonio da conservare, da tenere sempre vivo e da trasmettere, perché è l'espressione dell'amore e del popolo verso il santo. Grazie Don Piero. Gianluca, tu facevi riferimento ai giovani che sono subentrati. Sì, io sono uno dei giovani. Quanto è stato impegnativo per te affrontare quest'anno? Perché tu sei stato eletto lo scorso anno, adesso poi cederai la bandiera dopo le elezioni del prossimo... Sì, a settembre, il 16. Raccontaci un po' com'è stata questa esperienza. È stato impegnativo, duro, però bello. Bello, grazie anche alla collaborazione dei soci di Don Piero, che ogni tanto toccava a chiamarlo per chiedergli aiuto. Ma perché? Giustamente, devono fare una sorta di resoconto a lei. Se io Don posso Piero. dire una parola, devo dire questo, che i comitati sono una meraviglia. Sono una meraviglia, guarda, perché in nessun paese nostro abbiamo questo senso di collaborazione stretta tra i responsabili e poi i soci. Va bene che magari i soci, ci sono alcuni che hanno già fatto un cammino, altri che magari stentano a fare un cammino per comprendere meglio che cosa vuol dire fare la festa di un santo.
Beh sì, immagino che sia veramente molto impegnativo. Mentre invece a Franco chiederei qualcosa sulla questua, su Sacicca. Anche quello allora, anche lì è impegnativo. Impegnativo, però come guarda, funziona? allo stesso momento per noi è gioia, cioè siamo un gruppo di soci e scherziamo, fai Sacicca, scherziamo. In cosa consiste esattamente? Allora, insiste che ci facciamo il paese viene suddiviso in 2 squadre, noi siamo così, e bussiamo le porte di ogni abitazione, bussiamo e domandiamo su Comitato San Salvatore, ci date qualche offerta per la festa, e la gente collabora. Addirittura ci sono anche delle anziane. Adesso, che vi aspettano. Certo, ci aspettano. Sarà 2 euro, però lo vogliono dare. Ci sono molte. Per noi è sacrificio, perché farti 15 giorni a luglio sotto il sole, però lo fai ben volentieri. Fai ben volentieri perché tu miri a portare a termine la festa che stai programmando. Perfetto, grazie mille. Siamo giunti all'ultimo blocco pubblicitario, quindi mandiamo in onda la pubblicità, poi però ci sono i saluti. A voi regia. Fragole, panna e champagne, no. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole. Ogni volta che entro qui, so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta Coca-Cola classica o zero B-Pack 2 per 1,5 litri a €3,19. Mortadella con pistacchi duetti a €4. Caffè Kimbo aroma italiano 2 per 250 grammi a €7,99. Pesche nettarine 1 chilo a €1,89. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. Ah, l'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa. Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna. Stanotte un altro dirà, non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole.
Eccoci qua, siamo giunti alla fine di questa puntata di Caleidoscopio dedicato a Festas de Sartu. Quindi mi corre l'obbligo di ringraziare i nostri ospiti. Inizierei con Gianluca Loi, presidente del Comitato del Santissimo Salvatore. Grazie a te per essere stati qui con noi. Grazie anche a te di averci ospitato. No, è stato un piacere perché io sono convinta che queste tradizioni, al di là dell'aspetto ovviamente religioso che unisce una comunità, quindi c'è sempre un filo fortissimo fra. Poi volevo farti un invito, comunità. se vuoi venire poi sgoccios. Ah, volentieri, volentieri. Così almeno. Ti ringrazio. Può cantare anche lei un piano? Posso? Posso cantare? Sì, Posso c'ha cantare? una bella voce. Bellissima. Anche lei fa parte del comitato, perciò sa le cose. Sì, chiaramente rivolgiamo l'invito anche a chi ci sta ascoltando in questo momento. E poi volevo dire anche un'altra cosa, che abbiamo la chiesa aperta, la chiesa campestre, che vuole venire a visitarla è sempre ben accetto, c'è anche esposto Santo Salvadoredo e ci sono i soci che spiegano un po' la storia della chiesa, quindi a chi fa piacere. Ovviamente, noi rilanciamo questo invito dalle nostre frequenze. Grazie ancora a Gianluca, grazie a Franco Cocco per la sua precisione nell'aver raccontato la storia del comitato, e grazie ovviamente a Don Piero per la sua presenza. Guarda, a Trusanus per me Medius. è un piacere, a Trusanus, poi vediamo. Io ringrazio chi ci ha seguito sinora, ringrazio la regia, quindi ringrazio Daniele De Murtas per la parte audio e Roberta Loi per la parte video. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Caleidoscopio, che sarà anche l'ultima. Mi raccomando, non mancate a questo appuntamento. Buona giornata a tutti. Tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole, la 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 la.